Siamo live dal Tagliercio di Mestre per il derby del nord-est tra Humana Reyer Venezia e Pallacanestro Trieste, con questa sfida sentitissima da queste parti. Non sbaglia invece Kyle Wilcher, che segna i punti numero 3, 4 e 5 della sua partita. C'è Sissoko per il blocco, Ruzier gira intorno, poi torna fuori da Ramsey che non si fa pregare, si alza da 3 punti. Partita che sale continuamente di livello e di ritmo, come conferma anche Kyle Bowman. Recupera Cole, trovato Whittle, scarico fuori per Bowman, non ci pensa neanche un secondo, era già predisposto per il tiro. Trovato Ross, palla alzata per Toscano Henderson, gioco di prestigio, aveva visto il taglio del compagno Ross. Valentine ancora a far correre la sua squadra, occhio che ha spazio, occhio che la può segnare sempre questa tripla. Schiacciata a terra per Tessitori, terzo e quarto punto della sua gara, tocca quota 40 all'Humana Reyer. E allora ne deve approfittare Trieste con Ramsey che va fino in fondo, senza paura. La tiene comunque Venezia con Bowman che va sotto il Nikolic, in superiorità numerica. In questa situazione la Reyer ne approfitta, l'ex Canturino. Stiamo mantenendo per adesso questo vantaggio che abbiamo creato sin da subito. Siamo entrambe le squadre che piace correre tanto e c'è tanta intensità. Bisogna mantenere la concentrazione e vincere su questo. Mentre si alza per la tripla da molto lontano, come il regno di Shrek, Colby Ross. Parks, infatti alla fine la perde, vediamo se rallenta un po' l'operazione di Toscano Henderson. No, va per la chiusura rovesciata meravigliosa. Ramsey, palleggio di Cole contro Ruzier, prova a portarselo fino in fondo, è in un buon momento, Cole vuole cavalcarlo, virata e gran canestro di Kyle Bowman con una giocata delle sue. Più 10 palle in mano per la Reyer che vuole allungare adesso, finta di Cole che poi scarica verso Bowman, extra pass per Nikolic che ce l'ha come questo tiro. Questa può essere una buona soluzione, ma non è un buon tiro nella realizzazione, quantomeno per Uthoff che prende l'incrocio dei pali e poi l'alzata di Cadwidle. Un minuto per chiudere il terzo quarto, Candy fino in fondo. Candussi ha segnato la prima, sbaglia la seconda, rimbalzo lungo, non ci crede abbastanza Ross ed è troppo facile allora l'inchiodata di Kyle Wilcher per il più 21 che è il nuovo massimo vantaggio di Venezia che continua a ritoccarlo. Un minuto abbondante se n'è già andato l'ultimo quarto, è sempre sotto di 21 Trieste, può essere 18, no perché sbaglia la tripla Brown, rimbalzo però di Ramsey che va al suo massimo stagionale. Che poi va anche a stoppare il tentativo di Toscano Henderson, poi vediamo se si va ancora da lui, sì che si va da lui, non riesce però ad andare al tiro, va invece con la palla. Showtime per Valentine, più 25, continua ad aumentare il vantaggio, continua ad avvicinarsi la vittoria. Mentre arriva un'altra palla recuperata di Valentine, eccolo con un po' di magia, un po' di show, ad aspettare quasi il rientro difensivo di Candussi e poi a inchiodare, ad esultare.
la festa del Taliercio, il saluto fra Gonzalez e Spachia, chiaramente in maniera mesta Israel Gonzalez con il suono della sirena che dice vittoria Humana Reyer Venezia 102-66. You know, we're a new team this year, and we're still trying to find how to work together. But right now, we're continuing to take it step by step and getting better every day, and trusting one another. And you know, we had some tough games early on in the season in Euro Cup, but we're using those as our lessons so we can continue to get better.